Una buona giornata, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione di Focus TG in questo sabato 24 febbraio. Tanta cronaca anche oggi dai nostri territori e tanti collegamenti. Torneremo naturalmente sul delitto di Paderno del Grappa ai confini naturalmente tra la provincia di Vicenza, tra il Bassanese e il Trevigiano, per gli sviluppi su questo delitto che ha avuto una svolta nelle scorse ore con il fermo di un ragazzo di appena 17 anni che è ritenuto il responsabile dell'accoltellamento a morte del 39enne Bledar Dedia. E poi saremo anche a Venezia, dove sono stati svolti nelle scorse ore dei controlli interforze che mirano naturalmente a stroncare in particolare lo spaccio di droga. Saremo a Bassano del Grappa con la nostra Vanessa Banzato, perché c'è la prima di fatto conferenza stampa delle opposizioni in vista della imminente campagna elettorale bassanese, e poi altre vicende ancora, un caso particolare che ci segnala il nostro Federico Fusetti da Padova, con un automobilista particolarmente penalizzato dalle ZTL. Intanto noi andiamo allora agli aggiornamenti di cronaca. Andiamo a Padova, dove ci sono delle novità rispetto all'autopsia svolta sul corpo del 37enne romeno che è stato cercato per 2 giorni nel fiume Brenta e purtroppo ritrovato senza vita. È stata effettuata nelle scorse ore l'autopsia sul corpo dell'uomo ripescato nel fiume Brenta, a Noventa Padovana. A poca distanza i poliziotti avevano visto cadere in acqua una persona che stavano inseguendo, sospettato di aver compiuto con un complice un furto di gasolio lungo l'autostrada A4, ai danni di uno dei mezzi pesanti parcheggiati per la notte. Secondo la ricostruzione, uno dei due si sarebbe dato alla fuga ed è tuttora ricercato, mentre l'altro è scivolato in acqua. Identificato è un cittadino romeno di 37 anni. Da un primo esame non ci sarebbero segni di violenza sul corpo e dai primi risultati dell'autopsia gli investigatori sono convinti che sia morto per annegamento, anche se mancano le conferme ufficiali che arriveranno quando saranno più dettagliati i risultati dell'autopsia. A ritrovare il corpo i vigili del fuoco, che hanno utilizzato anche un elicottero per le ricerche. L'uomo sarebbe arrivato in zona con un motorino che è stato sequestrato. Addosso aveva dei documenti ed era residente a Padova. Smentita la notizia dell'arresto del complice, che dunque è ancora in fuga. Da Padova arriva una vicenda di cyberbullismo particolarmente grave, tanto che pur trattandosi di minorenni è dovuto intervenire il questore con un ammonimento. Una ragazza 17enne ha ricevuto il provvedimento di ammonimento del questore di Padova, Marco Odorisio, con l'accusa di cyberbullismo. In pratica la giovane si è resa protagonista nel tempo di ripetuti atteggiamenti intimidatori nei confronti di una coetanea. Il provvedimento è arrivato dopo una lunga indagine della divisione anticrimine sui gravi episodi accertati e avvenuti online tra le 2 ragazzine minorenni. Tutto inizia quando una studentessa padovana 17enne si rivolge alla questura perché una sua conoscente, utilizzando la rete internet, aveva iniziato ad avere un comportamento aggressivo nei suoi confronti, con minacce e offese, pubblicando sui social video e messaggi di testo che presto sono diventati pesanti insulti e, nei casi più gravi, vere e proprie minacce di morte. Addirittura in un'occasione, dopo essere stata bloccata dalla vittima su WhatsApp, l'autrice delle minacce aveva pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui, ballando in un video, fingeva di prendere per i capelli e picchiare la coetanea. Nei giorni successivi era arrivato anche un messaggio in cui le augurava la morte, e così l'ansia e la paura, per sé e per i familiari, avevano convinto la vittima a rivolgersi alla polizia. Ed ecco il provvedimento di ammonimento del questore per prevenire e fermare questi episodi di violenza. E ha fatto invece scattare, rimaniamo nel padovano, l'allarme del braccialetto elettronico, un soggetto che si è avvicinato a casa dell'ex che lo aveva denunciato. Un 48enne è stato quindi condotto in carcere.
La notte di San Valentino è evaso dagli arresti domiciliari per andare dalla ex compagna della figlia minore che lo avevano denunciato in passato per atti persecutori. Un 48enne di Sant'Elena è stato così arrestato dai carabinieri di Solesino. L'uomo si trovava ai domiciliari con l'obbligo di braccialetto elettronico dopo l'arresto in flagranza di ferita previsto dall'aggiornamento del codice rosso per aver tagliato le gomme dell'auto dell'attuale compagno della sua ex. Il 48enne è accusato di atti persecutori e minacce rivolte non solo alla sua ex compagna ma anche alla figlia minorenne a cui aveva mandato messaggi minatori ed insulti. L'uomo ha fatto scattare l'allarme del braccialetto elettronico allontanandosi dalla sua abitazione in piena notte lo scorso 14 febbraio. I carabinieri di Solesino lo hanno rintracciato sulla statale provinciale di Sant'Elena a piedi in direzione dell'abitazione della ex e della figlia e così è stato disposto l'aggravamento della misura cautelare ed è stato portato in carcere. Ed è stata sventata invece dai carabinieri una spaccata in un negozio di elettronica di Noventa Padovana. Sorpresi ad armeggiare davanti alla porta d'ingresso di un negozio di elettronica, 3 uomini sono stati arrestati la scorsa notte dai carabinieri di Padova intervenuti in via San Marco a Noventa Padovana. L'allarme era scattato in piena notte e la vigilanza dalle telecamere aveva notato la presenza di 3 uomini. La centrale operativa del 112 aveva mandato i militari che arrivati sul posto avevano subito notato i 3 cittadini romeni armeggiare davanti alla porta d'ingresso del negozio con indosso guanti antitaglio e in mano grossi cacciaviti gettati subito a terra all'arrivo dei carabinieri. Si tratta di 3 romeni di età compresa tra i 28 e i 32 anni in Italia senza fissa dimora. Avevano già sradicato un coperchio di ghisa di un tombino per sfondare la vetrata. Nella loro auto è stata trovata anche una cesoia e materiale per lo scasso. I 3, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati con l'accusa di tentata rapina. Continuiamo a parlare dell'operato dei carabinieri, questa volta spostandoci a Mussolente, carabinieri impegnati sul campo contro il lavoro irregolare. Sentiamo cosa hanno scoperto insieme ai colleghi dell'Ispettorato del Lavoro. Lavoratori in nero, magagne con la sicurezza e carenze amministrative. È questo il risultato di un blitz messo a segno dai carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa e dal nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza in un laboratorio tessile di Mussolente. I militari si sono presentati nello stabilimento trovando 14 operai al lavoro, tutti cinesi regolarmente residenti in Italia. Ma 2 di loro erano in nero, dato che mancava la comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo. I carabinieri hanno poi scoperto che c'erano grosse lacune nel rispetto delle norme di sicurezza. Per questo motivo è stata denunciata la titolare dell'azienda, una cittadina cinese di 55 anni, che dovrà provvedere anche alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sul tema della sicurezza. Alla donna è stata appioppata quindi una multa di 10.000 euro per le carenze amministrative e l'attività è stata sospesa a causa della presenza di personale in nero. Per riaprire la titolare dovrà sborsare altri 13.000 euro. Lo sapete tra l'altro che il tema della sicurezza sul lavoro è di drammatica, strettissima attualità nella nostra regione. Ne parla oggi anche l'ufficio studi della CGA di Mestre. Gli artigiani di Mestre, che sapete ogni sabato diffondono un focus su un determinato fenomeno con numeri e un quadro della situazione. Ecco, da Paolo Zabeo, che è coordinatore dell'ufficio studi della CGA, arriva oggi il dato che nei cantieri aumenta il numero di morti di coloro che non hanno un contratto dell'edilizia ma da metalmeccanico, quindi una mancanza evidentemente di formazione. Vediamo se riusciamo a farvi sentire l'intervento di Zabeo. In Veneto questa tendenza non sembra molto diffusa e si avverte solo in provincia di Venezia e di Verona. In pratica chi si infortuna o muore all'interno di un cantiere è sempre più spesso un lavoratore a cui non si applica il contratto dell'edilizia, ma quello dei metalmeccanici. Questi ultimi sono lavoratori che, a differenza dei colleghi degli edili, non sono obbligati a sostenere un'adeguata formazione sulle misure di prevenzione da tenere in questi luoghi, soprattutto in quelli dove c'è la compresenza di più imprese. Per questo è necessario monitorare attentamente questo fenomeno, sia per evitare nuove tragedie, sia per non consentire alle imprese scorrette di ricorrere a questo escamotage per risparmiare sul costo del lavoro.
Questa dunque è la situazione fotografata, lo avete sentito, dalla CGA di Mestre. Prima di proseguire con i servizi, una notizia che arriva dal soccorso alpino, perché c'è stato attorno alle 5 di questa mattina la centrale del SUEM di Treviso che ha allertato il soccorso alpino delle Prealpi trevigiane per un ragazzo che aveva accusato un malore al bivacco dei LOF. Una squadra è salita da campo e ha valutato le condizioni di questo 22enne di Padova che si trovava da ieri con un amico coetaneo nella struttura. I ragazzi sono stati quindi accompagnati a piedi fino al parcheggio, dove quello che si sentiva poco bene è stato affidato all'ambulanza partita per accertamenti verso l'ospedale di Conegliano. Adesso andiamo a Vicenza. Considerate che di prostituzione ci parlerà tra poco anche il nostro Cristian Arboiti in diretta dal comando provinciale dei Carabinieri, perché i militari del comando di Treviso hanno sgominato il giro d'affari di una maîtresse che aveva organizzato un giro di prostituzione tra Venezia e il Trevigiano piuttosto consistente. Dalla Procura di Verona, la Procura di Verona ha coordinato invece le indagini che hanno portato a sgominare il racket di prostitute ed armi da parte di una banda criminale che agiva nel nord Italia. Lo sfruttamento della prostituzione in questo caso, ecco, vedete che il fenomeno è ovviamente particolarmente diffuso, avveniva anche tra Vicenza e Padova. Sentiamo. Sfruttava le prostitute anche in alcuni appartamenti di Vicenza e Padova, la banda fermata da un'operazione congiunta della Polizia di Stato e Guardia di Finanza di Verona. 8 italiani residenti nella provincia scaligera sono stati oggetto dell'ordinanza di misure cautelari disposta dal GIP a seguito di 2 filoni di indagine paralleli promosse dalla Procura di Verona. 6 persone sono finite direttamente in carcere, 2 invece ai domiciliari dopo il blitz scattato simultaneamente ieri mattina all'alba. Tutti accusati di associazione a delinquere, violenza sessuale aggravata, truffa, ricettazione e detenzione d'armi. La banda avrebbe operato nel nord Italia anche in altre province tra l'estate del 2021 e la primavera dello scorso anno. Diversificate le attività criminali della banda, i finanzieri nel 2022 avevano avviato le indagini dopo un'operazione antidroga che aveva portato al rinvenimento di un traffico illecito d'armi. La Polizia di Stato invece è giunta a identificare gli stessi criminali attraverso un'indagine contro lo sfruttamento della prostituzione e la raccolta delle denunce delle donne sfruttate. Gli introiti incassati formalmente dalle stesse vittime attraverso carte prepagate a loro nome erano poi gestiti dai criminali. A opprimere il territorio vicentino in queste settimane c'è anche il tema dei furti e delle spaccate. Ultimo obiettivo colpito, il negozio di computer di Torri di Quartesolo. Il bottino è consistente, circa 100.000 euro, e su questo caso indagano i carabinieri. Torri di Quartesolo. È ancora a caccia la banda di malviventi che ha messo a segno un furto al negozio rivenditore di prodotti Apple in via Pola. 100.000 euro il valore del bottino fruttato ai ladri, che sono riusciti ad introdursi nell'esercizio commerciale attraverso un accesso secondario. Un piano studiato con cura messo in atto giovedì dopo le 4 di notte. I criminali hanno razziato in pochi minuti un centinaio tra computer e cellulari nuovi, nonostante fosse scattato l'allarme. L'ingresso principale, difeso da inferriate e vetrate blindate, è stato aggirato. I carabinieri, pur intervenuti in pochi minuti, non sono riusciti a sorprendere i banditi. Non è il primo furto subito dal negozio, che già nel 2020 aveva visto l'irruzione rapidissima dei criminali nel pomeriggio. In quella occasione si erano accontentati di alcuni cellulari in esposizione del valore di 8.000 euro. Questo dunque è quello che ci riporta il collega Daniele Garbin da Torri di Quartesolo. Allora, vediamo se riusciamo ad andare a vedere l'home page del Gazzettino, che propone come caso il commento del ministro Santanchè contro il ticket di 5 euro per l'accesso a Venezia a pagamento. Non sono d'accordo a usare la tassazione per gestire il turismo, così Santanchè. Gazzettino che naturalmente dà ampio spazio al massacro nel bosco a Paderno del Grappa, di cui parleremo tra pochissimo. La doppia vita di Bledar, a casa la moglie e la figlia, nel bosco l'amante gay di 17 anni, gli indizi cruciali nel cellulare segreto. Da Pordenone invece il caso di una banda di ragazzini che tiene in ostaggio i negozi, i clienti scappano, hanno paura, ma poi vi volevo far vedere, anche se riusciamo, ecco qua, il primo giorno di lavoro di Federica Pellegrini, tornata appunto operativa dopo la maternità
maternità, ha portato la piccola Matilde, la figlioletta di 2 mesi, a Venezia. Back to work together, ha scritto la Pellegrini, che appunto vediamo qui con il presidente del CONI Malagò. Allora, vediamo se è pronto il nostro Federico Fusetti. Regia, lo vedo collegato? No? Ecco, allora abbiamo il nostro Christian Arboit, mi dicono. Possiamo andare già in diretta o dobbiamo attendere? Possiamo andare già in diretta, mi pare di capire. Allora, dall'esterno del comando dei Carabinieri di Treviso, Christian Arboit con Alberto Pivetta per tutti gli aggiornamenti, sia sul caso di prostituzione di cui hanno dato conto proprio in una conferenza stampa che deve essere terminata da pochi minuti, sia naturalmente sull'omicidio di Paderno. Christian, buongiorno a te. Buongiorno Lina, proprio così ti saluta anche Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica. Partiamo proprio dall'omicidio del Grappa, che appunto è un fronte molto caldo in queste ore. Le indagini sono serratissime, ci saranno novità a breve con ogni probabilità. In questo momento possiamo utilizzare diversi condizionali, ma sarebbero stati ritrovati o comunque è stata circoscritta un'area ben precisa dove sarebbero presenti l'arma del delitto, il coltello utilizzato per infierire sul corpo di Bledar Dedia e le chiavi dell'auto. Le chiavi dell'auto, quell'auto che la mattina del 21 gennaio all'alba di quella terribile domenica venne ritrovata regolarmente chiusa poco distante dal cadavere di Bledar. Ma facciamo un passo indietro, Lina, ritorniamo alla giornata concitata di ieri e al fermo del 17enne, il servizio. Dopo un mese di indagini serrate, il presunto killer di Bledar Dedia ha un volto, quello di un minorenne italiano di buona famiglia, 17 anni nemmeno. I due si erano dati appuntamento nel pomeriggio del 20 gennaio, un sabato, forse per un incontro di natura sessuale. Poi la situazione è evidentemente precipitata fino alla mattanza e a quelle 10 coltellate inferte sul corpo del 39enne albanese, sposato e padre di 2 figli. Questa è la svolta clamorosa quanto scioccante che gli stessi inquirenti stanno trattando con il massimo riservo, coordinati dalla Procura dei minori di Venezia. A incastrare il teenager alcune testimonianze, le tracce del DNA prelevate dagli uomini del RIS di Parma nei giorni seguenti il ritrovamento del cadavere all'alba di domenica 21 gennaio in una zona isolata in via dei Colli a Paderno. Bledar era a terra in un bagno di sangue, i pantaloni abbassati, una scena del crimine che fin dall'inizio aveva fatto propendere per la pista passionale, con i carabinieri che non hanno lasciato nulla di intentato. Indizio dopo indizio si è ricostruito come il 17enne si fosse ferito alla mano nel corso dell'aggressione, disfandosi poi sia dell'arma del delitto, un coltello da cucina, sia di alcuni capi di abbigliamento. Non solo, il ragazzo, prima di dileguarsi a piedi, avrebbe anche tentato di far scomparire le chiavi dell'auto di Bledar, trovata dai carabinieri con le porte regolarmente chiuse. Si tratta ora di capire che relazione ci fosse tra il 39enne e il 17enne, 22 anni di differenza. Se già si frequentassero, la vittima abitava ad Asolo, il ragazzino sarebbe di Pieve del Grappa. Bledar poi lavorava in un noto locale di Borso, non si esclude possano essersi conosciuti lì. A questo punto occorre anche appurare se ci sia stato un approccio di tipo sessuale, se per caso in ballo ci fosse un compenso di natura economica. Al setaccio ci sono le chat frequentate dall'uomo in quella che appare sempre di più come una doppia vita, interrogativi aperti, così come per l'eventuale coinvolgimento di altre persone. La stessa sindaca è sconvolta. Davvero è annientante pensare a un ragazzo così giovane che compie un gesto così violento. Resta tanta tristezza e davvero tanta inquietudine, perché ci tocca a tutti un fatto del genere. Ci aveva toccato la morte di Dejar sicuramente, il fatto che sia un ragazzo così giovane coinvolto in questo gesto così estremo ancora di più ci tocca. Sono parole soppesate, sofferte, quelle del sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, anche perché resta da capire una cosa: la storia finisce qui o si sta scoperchiando un vaso di Pandora? Potrebbe essere anche questo. Non si esclude che ci sia un giro più ampio, poco chiaro, dove possano centrare anche i soldi, possa centrare anche
anche del denaro, soldi per sesso sostanzialmente, prostituzione. Anche di questo dovremo parlare e già in qualche modo si parla, Lina. Comunque potrebbero esserci nuove svolte a breve, abbiamo parlato nel servizio di questo coltello, delle chiavi dell'auto, c'è una zona individuata a ridosso di Via dei Colli, luogo del ritrovamento del cadavere, dove sarebbe presente questo materiale. Anche gli indumenti indossati dal 17enne al momento del delitto. 17enne che è in carcere a Santabona, sezione minorile, e dove appunto dovrebbe essere sottoposto a breve a udienza di convalida del fermo. Dall'altra parte c'è la famiglia di Bledar, la moglie, i figli, che tirano un sospiro di sollievo per certi versi, ma che appunto ringraziano gli inquirenti. Abbiamo sentito l'avvocato della famiglia, Guido Galletti, sentiamolo. Avvocato Galletti, lei rappresenta la famiglia di Bledar, quella di ieri è una svolta, voi ve l'aspettavate? Sì, la famiglia ed io ci aspettavamo che ci sarebbe stata un'accelerazione, così si era capito che la Procura di Treviso e la Procura per i minorenni avevano indirizzato le indagini verso una direzione che verificheremo poi se è quella corretta. Certamente la famiglia è soddisfatta per la velocità con cui le indagini sono state compiute e offre, come si dice, in ogni caso il suo contributo, e ringrazia anche sia i carabinieri che le procure e i pubblici ministeri per il lavoro fin qui svolto. Quindi è una prima svolta, diciamo che i familiari sono soddisfatti anche perché questa svolta allontana i sospetti sulla famiglia per certi versi, che era stata tirata in ballo, il codice del canone e quant'altro. Ma assolutamente questa era una pista che non aveva destituita completamente di fondamento. La famiglia non è mai stata coinvolta nell'indagine, come dire, le attenzioni doverose che si erano poste all'inizio sono state immediatamente fugate. Il contesto in cui questo efferato omicidio si è consumato ovviamente aveva una logica diversa da quella familiare. Si è parlato tanto in questo ultimo mese di questa doppia vita di Bledar, a tal proposito che cosa dice la famiglia? Ma noi, ed io personalmente e la famiglia, non commentiamo assolutamente queste indicazioni. Dal nostro punto di vista non vi era nessuna doppia vita, o quantomeno non vi erano evidenze perché questa doppia vita ci fosse. Come ho già detto prima, attendiamo degli sviluppi investigativi. Allo Stato noi non riusciamo a darci una spiegazione che abbia una logica. Che lei sappia, avvocato, sono state ritrovate le chiavi della macchina di Bledar? Guardi, questa è un'indicazione su cui non posso dare né conferma né smentita, è un dato investigativo su cui al momento c'è ancora il segreto istruttorio e quindi non mi permetto di entrare. Un dato investigativo coperto da segreto istruttorio, così dice l'avvocato Galletti, relativamente al presunto ritrovamento delle chiavi, ma il cerchio si stringe anche per quanto concerne l'arma del delitto, un coltello da cucina e gli indumenti indossati dal 17enne il 20 gennaio, la sera del 20 gennaio, quando i due si erano dati appuntamento. Un appuntamento occasionale, i due si conoscevano con ogni probabilità, questa seconda ipotesi, si conoscevano probabilmente anche da tempo, poi resta da capire se ci sia stato un approccio sessuale, se ce n'erano stati altri e la dazione ovviamente di un eventuale pagamento. Resta il fatto, Lina, che la comunità di Pieve del Grappa è sconvolta perché inizialmente, lo diciamo anche nel colloquio con l'avvocato Galletti, si pensava ad una pista familiare, ad
un regolamento di conti, magari tra parenti che non tolleravano lo stile di vita del 39enne, si era scomodato il codice del Kanun, un codice ancestrale albanese. Ebbene, questa svolta con il fermo della 17enne andrebbe a smentire tutto questo e ad aprire una nuova prospettiva molto inquietante per questo territorio apparentemente tranquillo alle pendici della Grappa. Questo infatti il sentimento tra la popolazione. Si pensava fossero adulti, sì, e almeno io mi immaginavo, quando mi sono un attimo informato della notizia, insomma, pensavo fosse una cosa, diciamo, che è venuta fuori tra con dei tradimenti e delle cose, insomma, per ripagare i conti, tutto qua. Spiace sentire sta cosa, di qualsiasi età, ma ancora di più sapendo che è un giovane. Grande tristezza per queste cose. La notizia del fermo di un 17enne del posto piomba su Pieve del Grappa a metà pomeriggio, a un mese esatto dal ritrovamento del cadavere di Bledar in un bosco di Paderno. Lo shock è evidente anche tra i più giovani, nessuno immaginava un epilogo di questa portata. Penso che ultimamente per via di giovani sta succedendo una tragedia dietro l'altra e che sia colpa loro, comunque siano loro a subire. I giovani in questa zona ultimamente stanno facendo di tutto. Quindi c'è un problema di disagio giovani? Secondo me sì, in questi anni più di prima. Sì, non me l'aspettavo comunque che fosse un minorenne. Sono cose che non dovrebbero succedere, purtroppo secondo me c'è un po' di decadimento di valori che siamo arrivati a questo punto qua. E c'è un problema tra i giovani? C'è un problema, certamente che c'è un problema fra i giovani. E resteremo a vedere di che natura è questo problema e se coinvolgerà anche altre persone, e questo in attesa, lo ripeto, dell'udienza di convalida del fermo che si svolgerà con ogni probabilità a breve al carcere di Santabona. Voltiamo pagina per un rapido aggiornamento. Io, Alberto Pivetta, Lina, ci troviamo in via Cornarotta, come dicevi tu, all'esterno del comando provinciale dei Carabinieri per un'operazione contro la prostituzione. Qui si è dato conto poco fa. È stata arrestata per questo giro, un giro veramente forte, intenso di prostituzione, una 35enne moldava, una vera e propria maîtresse che metteva a disposizione queste giovanissime ragazze, molto spesso ragazze madri dell'est in stato di bisogno, le metteva a disposizione dei clienti, le portava anche a domicilio tra le province di Treviso e Venezia, metteva a disposizione ogni tanto anche delle strutture, in particolare un appartamento nell'Interland trevigiano e delle strutture ricettive nel veneziano. Non solo, c'era una prestazione aggiuntiva. Cocaina, tanta cocaina che questa maîtresse metteva a disposizione dei clienti con le ragazze, tariffe orarie che variavano tra i 150 e i 200 euro, quindi una clientela di facoltosi, la Treviso bene, professionisti, soliti insospettabili, insomma. Resta il fatto che questa 35enne è assicurata alla giustizia al carcere della Giudecca. Tutto è partito dalla segnalazione di una ragazza disperata, non ce la faceva più, si è rivolta ai carabinieri. Per questo i carabinieri questa mattina hanno rivolto un nuovo appello a tutte le ragazze che si trovano in stato di costrizione. Ma per il momento è davvero tutto da via Cornarotta con Alberto Pivetta. Carolina, ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboita e Alberto Pivetta per questi aggiornamenti. Vedremo poi come proseguirà naturalmente anche lo sviluppo delle indagini sull'omicidio di Paderno del Grappa. Adesso noi cambiamo tema, andiamo alle multe su strada, in particolare un caso che ci arriva da Padova relativo alle ZTL, perché il nostro Federico Fusetti è già pronto a raccontarci una storia che potrebbe essere toccata a più di un utente della strada a Padova, no Federico? Buongiorno.
Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Sì, è proprio così, vogliamo io e Cristian Rocca Allende raccontarvi questa storia che viene dal centro di Padova, alle mie spalle via Vescovado con il varco ZTL, pochi metri più in là Piazza del Duomo, dove oltre al Duomo c'è anche una scuola. E infatti siamo con Gianluca Boldrin, buongiorno. Buongiorno Federico. Buongiorno, che è un papà che ha i figli in questa scuola in Piazza del Duomo. Cosa è successo però? È successo che lui ha un permesso regolare per entrare nella ZTL dalle 16 in poi, l'uscita dalla scuola è proprio a quell'ora, ma da anni voi genitori autorizzati entrate qualche minuto prima, quindi non proprio alle 16 ma 2, 3, 4 minuti prima, non parliamo di molto, non per andare a fare shopping in centro ma per andare a prendere i figli a scuola, e quindi visto il traffico anticipano un po'. C'è sempre stata tolleranza, quest'anno improvvisamente la tolleranza non c'è più e da pochi giorni le sono cominciate ad arrivare decine di multe prese da settembre, le facciamo anche vedere perché insomma fanno impressione, un pacchetto di multe che stanno arrivando a casa sua. Amareggiato, sorpreso, preoccupato anche? Sì, tutte e tre. Prima di tutto sorpreso, poi amareggiato e preoccupato. La situazione è questa: fino agli anni scorsi addirittura qualche anno c'è stato addirittura un anticipo di orario alle 15:30 che andava benissimo, dopodiché si è lasciato un po' di margine di entrare, anche perché non è possibile fermarsi se si arriva in anticipo in queste strade, bisogna per forza passare altrimenti si blocca il traffico. Invece da poco prima di Natale è la brutta sorpresa che i 5-10 minuti di anticipo al massimo che ci possono essere stati non sono più accettati, per cui da 3 mesi a questa parte, tutti i 3 mesi che sono passati dall'inizio delle scuole, sono praticamente tutti i giorni con una multa, e adesso stanno arrivando man mano. Quindi facendo due conti, quante sono, quanto costa l'una e quante ne sono arrivate e arriveranno? Allora in questo momento ne sono arrivate un 25-26 circa, stiamo parlando di 77 col pagamento immediato, 102 euro con il pagamento dopo i 6 giorni. Ne aspettiamo, siamo arrivati a metà novembre, quindi ne aspetto almeno un'altra quindicina purtroppo, e quindi se parliamo di 3.000-3.500 euro come minimo di sanzioni. Cosa chiede al Comune? Il Comune chiede, intanto un po' di buonsenso, magari di risistemare l'orario e trovare un orario magari un pochino più consono qualche minuto prima dell'anticipo. Dopodiché, sapendo perfettamente di essere stato in torto, perché così, di magari trovare un accordo per pagare una parte delle sanzioni che sono state giustamente date, però con le altre trovare tornare con un minimo di elasticità mentale. Sperava di essere avvisato almeno magari di questo cambiamento e di questa rigidità maggiore. Esattamente, anche quello, dopo una settimana, 10 giorni che si passa sempre alla stessa ora, sempre nello stesso varco, mi aspetto anche che i vigili si rendano conto che c'è un problema, di venire avvertito in maniera tale da poter sistemare. Invece sono stato appunto lasciato fino ai termini di notifica delle multe. Preoccupato adesso anche? Decisamente, perché comincia a essere una cifra molto 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 importante. Lina, insomma, abbiamo raccontato questa storia, cercheremo anche di capire dall'amministrazione comunale che margini ci sono per venire incontro a questi genitori che alla fine, insomma, avete sentito, non fanno i furbi, non vogliono entrare in ZTL per approfittarne, ma insomma semplicemente per prendere i figli in una scuola che è in una posizione difficile da raggiungere con le auto. Direi che possiamo restituirvi la linea io e Cristian qui da via Vescovado a Padova. Grazie Federico, grazie al tuo ospite, grazie a Cristian naturalmente per la parte tecnica. Sì, va da sé che se prima evidentemente si poteva accedere senza sanzioni e poi tutto un tratto è cambiato qualcosa, effettivamente c'è un po' da discuterne insomma con il Comune. Allora noi adesso andiamo a vedere invece l'aggiornamento sul caso Rebellin da Vicenza, perché lunedì scorso c'è stata la prima udienza per il processo per la morte del campione di ciclismo, il camionista tedesco che lo ricordiamo lo travolse poi di fatto fuggendo, ha ottenuto gli arresti domiciliari nel Trevigiano. Arresti domiciliari a Wolfgang Rieck, il camionista tedesco che il 30 novembre del 2022 travolse e uccise il campione veneto di ciclismo Davide Rebellin. La decisione dei giudici del Tribunale di Vicenza viene notificata oggi e arriva dopo che lunedì scorso, in occasione della prima udienza del processo, i legali di Wolfgang Rieck avevano rinnovato l'istanza di patteggiamento.
Abbiamo chiesto un patteggiamento a 3 anni e 11 mesi con la sostituzione della pena con la detenzione domiciliare. Allo stesso tempo abbiamo richiesto anche nel frattempo che i giudici decideranno una revoca, o meglio una sostituzione della misura cautelare attualmente in atto, che è quella della detenzione in carcere, con gli arresti domiciliari. La procura ha dato il suo assenso al patteggiamento a 3 anni e 11 mesi per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Wolfgang Rieke uscirà dunque dal carcere di Vicenza, dove è rinchiuso dal 25 agosto del 2023 con il braccialetto elettronico, e rimarrà in Italia ospitato da amici in un appartamento del Trevigiano. L'11 marzo sarà invece sciolta la riserva sul patteggiamento da parte del Tribunale di Vicenza. Ringrazio in regia Renato Capoia e Mattia Pizzaia. Noi andiamo adesso velocemente in pubblicità, torniamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta da studio, ben ritrovati Focus TG. Allora, abbiamo pronto, mi dicono dalla regia, il nostro Lucio Zanato, che è andato a raccogliere le testimonianze al presidio a Monastier di fronte alla clinica Giovanni XXIII del comitato che si batte contro la privatizzazione della sanità pubblica e a favore naturalmente del mantenimento dei servizi nella sanità pubblica. Lucio, a te buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, siamo davanti alla clinica di Monastier e siamo con Salvatore Lichert, che è membro del Comitato Veneto che appunto punta a salvaguardare la sanità pubblica. Intanto diciamo perché protestate proprio qui. Protestiamo qui perché in cantiere c'è la possibilità da parte della Cassa di Cura Giovanni XXIII, con ovviamente il consenso della Regione, di attivare un pronto soccorso privato per codici bianchi e verdi. Ecco, ma questo non è positivo per il paziente, per il cittadino, quindi si diminuiscono le liste d'attesa? No, allora facciamo un ragionamento di trasformare la sanità pubblica in sanità privata. Noi siamo convinti che ovviamente dietro alla sanità privata ci siano degli interessi, dei profitti, dei guadagni. Noi invece pensiamo che la salute sia un diritto costituzionale e quindi qualsiasi cifra risparmiata va reinvestita. Ecco, la Regione mi pare abbia stanziato circa 100 milioni di euro in Veneto proprio per incentivare il privato sulla sanità. Non Io, proprio se possono per aspettare il servizio di Geller, farei Geller onestamente. Ma per quanto riguarda l'abbattimento delle cosiddette Grazie. liste di attesa, soprattutto durante il periodo post-Covid. Anche qui sorge una domanda: ma perché nel privato e non nel pubblico? Ecco, poi parliamo invece dei codici bianchi e codici verdi e delle case di comunità, perché voi date anche delle soluzioni. Quello di incentivare maggiormente le case di comunità con l'obiettivo di abbassare la pressione sui pronti soccorsi. La 833, la riforma sanitaria del 1978, dava molta importanza al territorio, tant'è che costruiva strutture che a tutt'oggi dovrebbero funzionare, che si chiamano distretti sociosanitari. All'interno del distretto sociosanitario c'è la cura del territorio. Mi spiego meglio. L'ospedale è l'ultima spiaggia. L'ospedale serve per le cronicità e per le urgenze. Noi vorremmo investire tanto sul territorio, ma purtroppo ci mancano le professionalità. Ecco perché il vero problema non è la costruzione, diciamo così, di queste case di comunità che sono finanziate dai fondi del PNRR, ma è il fatto che non ci sono infermieri. Pensa Lina che in Arabia i nostri infermieri italiani sono così ambiti che gli danno 5.000 euro al mese, più la casa, più i benefit, più 2 viaggi di ritorno per loro e per la famiglia per tornare per le vacanze. Allora a quel punto chiaro che è difficile tenerli qua a 1.000 euro al mese. No, 1.000 euro al mese no. Però poco più. Un infermiere professionale, tra l'altro, che si laurea con 3 anni all'università, è chiaro che rispetto al lavoro di responsabilità ha bisogno di un
stipendio adeguato. Infatti il fatto nuovo è che oltre alla fuga dei medici ospedalieri pubblici, oggi assistiamo alla fuga dei medici infermieri che si offrono sul mercato nazionale e internazionale al miglior offerente dal punto di vista dello stipendio. Quindi migliorare le condizioni economiche e non solo agli infermieri e al personale sanitario, queste sono le vostre proposte, però intanto voi già mercoledì prossimo fate un altro presidio davanti al municipio di Castelfranco perché qualcuno se ne va. Qualcuno se ne va e parliamo del Dipartimento di Salute Mentale. Pensate che su 7 medici di psichiatria vanno via ben 3 e quindi capirete che all'aumentare del disagio mentale, patologie legate purtroppo a questa condizione sociale, inversamente proporzionale diminuiscono i medici, i professionisti per curare, perché noi siamo dell'avviso che prevenire è meglio che curare. Grazie, a te la linea Lina. Grazie a Lucio Zanato, rappresentante del comitato. Allora, la sanità è coinvolta, interessata anche naturalmente nel dibattito sul fine vita, ha scosso profondamente non solo il Vicentino ma l'intera regione la scomparsa di Stefano Geller e chiunque lo avesse affiancato in questa sua battaglia naturalmente per il suicidio assistito. Sentiamo. Si terranno lunedì prossimo, il 26 febbraio alle 10 nella chiesa di San Giuseppe di Cassola, dove viveva, i funerali di Stefano Geller, il 51enne balzato agli onori della cronaca nazionale per la sua battaglia per il fine vita. Afflitto da una gravissima forma di distrofia muscolare, patologia incurabile degenerativa, Geller da anni lottava per vedere diventar legge un diritto inconfutabile, portato avanti con dignità, forza e coraggio. Dopo aver ottenuto l'ok dall'azienda sanitaria per il suicidio assistito, il 16 novembre scorso fu udito in 5ª Commissione regionale sanità per far sì che il Veneto, la sua regione, fosse la prima d'Italia ad attuare questa normativa. Così non accadde, ma il 51enne non si arrese, anzi affrontò anche i numerosi attacchi da alcuni esponenti politici che gli diedero ancor più forza. Questi attacchi anche personali mi fanno capire che siamo nella direzione giusta. Il suo esempio sarà uno sprone per chi credeva in questa battaglia. Questo passaggio sarà di stimolo per molti affinché chi deve, la regione ma anche il governo soprattutto, fare questa legge tanto richiesta venga finalmente fatta. È veramente uno scandalo che non sia stata fatta. Un uomo che ha dato anima e corpo per i diritti delle persone malate con disabilità, come ricorda il coordinatore della cellula Vicenza Padova dell'associazione Coscioni, Diego Silvestri, che sottolinea il senso della grandezza del lavoro portato avanti da Geller, una battaglia politica sì, ma nel senso più alto e puro del termine. Il massimo della politica è fare per altri, fare per i nostri fratelli. E Stefano ci insegna una cosa molto importante: lui ha fatto delle cose non per se stesso, e questo va ricordato, lo ricorderemo in vita, perché credo che sia la cosa più profonda della politica, cioè l'ha fatto per altri. Temi questi che sicuramente verranno dibattuti anche nella prossima campagna elettorale in vista di elezioni europee e amministrative. Allora, proprio in vista delle elezioni ci sono grandi manovre in corso a Bassano del Grappa. La linea subito alla nostra Vanessa Banzato, che vedo in diretta con un ospite. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a Telina e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Io sono assieme ad Angelo Vernillo, esponente di Bassano Passione Comune, perché sì, è vero, siamo in vista ormai, manca pochissimo, delle prossime elezioni comunali, e proprio nell'occasione tutte le categorie di opposizione hanno voluto ritrovarsi per presentare le prossime mozioni, le prossime 5 interrogazioni che verranno presentate nel Consiglio Comunale del 29 febbraio. E proprio su questa data, assieme
al consigliere Vernillo c'è da fare una precisazione, perché loro hanno detto l'hanno iniziato ormai da 2 mesi e questo è solo il primo consiglio comunale, 2 mesi di vuoto. Sì, per fortuna che è l'anno bisestile, quindi riusciamo a farlo in febbraio, altrimenti saremmo già andati a marzo. Ecco, questa è un po' la cartina di tornasole di un'attività amministrativa per i cittadini ingessata da molto tempo. Ecco, non è così frequente arrivare così in là con l'inizio dell'anno, può succedere che a gennaio non si faccia consiglio comunale, ma a metà febbraio si è sempre fatto. Ecco, interrogazioni che riguardano diversi ambiti della comunità, ma hanno un leitmotiv, l'assenza di dialogo da parte dell'amministrazione nei confronti della città. Sì, è una cosa che noi abbiamo visto, ma più che noi hanno visto i cittadini questi 5 anni, cioè la mancanza di partecipazione, la mancanza di un'amministrazione che si metta ad ascoltare e a collaborare con i cittadini, ed è questo un po' il filo che unisce anche tutte le interrogazioni che noi presentiamo giovedì e che presentiamo sostanzialmente tutti insieme come gruppi di minoranza, nonostante magari le visioni poi della campagna elettorale saranno diverse, ma la visione della città, di una città che deve tornare a parlare, a dialogare e a confrontarsi, questa ce l'abbiamo tutti, ed è nata soprattutto dalla grande mancanza che questa amministrazione e che questi esponenti politici di questa amministrazione hanno fatto in questi 5 anni, rinchiudendosi e non ascoltando. Ecco, è per questo che avete voluto trovarvi tutti insieme, nonostante siamo ormai a ridosso delle amministrative. Sì, certo, perché noi abbiamo fatto un percorso tutti insieme, tutti uniti in questi 5 anni, abbiamo fatto delle battaglie importanti, San Lazzaro su tutti, ma anche tante altre battaglie per poter avere una città diversa. Qualcosa di importante è stato fatto e quindi ci pareva importante continuare fino alla fine dando questo segnale di minoranze che comunque dialogano e sanno ascoltarsi. Ecco, in questo momento assistiamo a gruppi politici di maggioranza che litigano in continuazione per una carega, noi invece, anche se magari avremo dei percorsi diversi, però siamo insieme per la città. Interrogazioni che saranno presentate sono veri e propri punti di domanda, quesiti che vengono posti all'amministrazione, uno su tutti, quello che riguarda quello che dovrebbe sorgere proprio qua dietro, ovvero il famoso Genius Center, l'ex polo museale Santa Chiara, poi una delle possibilità per il teatro cittadino. Ma certo, ma noi rimaniamo sempre stupiti, anche se mancano pochi mesi, dal fatto che non più tardi di qualche mese fa, nell'estate dell'anno scorso, veniva presentata questa soluzione del Genius Center con la posa della prima pietra entro il 31 dicembre del 2023. Beh, siamo a marzo del 2024, dov'è la prima pietra? Ecco, non l'abbiamo detto noi, l'aveva detto la sindaca Pavan, uno degli tanti ennesimi proclami. Noi avevamo fatto delle specifiche conferenze stampa in cui dicevamo: guardate che questa strada non è positiva, si andava ad indebitare la città per 25 milioni di euro, non abbiamo visto la prima pietra, andiamo a chiedere che fine ha fatto questo progetto, questa interlocuzione anche col DIPE che avevano tanto decantato in amministrazione, che aveva tanto decantato l'assessore, e alla fine siamo a marzo e non c'è nessuna soluzione e nemmeno c'è una riflessione, una partecipazione, un confronto sugli aspetti del teatro cittadino. Noi abbiamo detto più volte che sul teatro cittadino qualsiasi amministrazione dovrà aprire un referendum e fare un discorso partecipato molto importante. Un'ultima battuta proprio in chiusura: di cosa ha bisogno questa città? Questa città ha bisogno di un'amministrazione che abbia voglia di mettersi in ascolto, che abbia voglia di costruire una città insieme ai cittadini e per i cittadini. Non ha bisogno di un'amministrazione che rimane chiusa in via Matteotti o che ascolta solamente delle parti economiche della città che possono magari avere più forza, ma deve parlare e saper parlare con tutti, soprattutto con le persone, con le fasce più deboli ed in difficoltà. Insomma, mancano pochi mesi ormai alle prossime comunali, vedremo che sviluppi ci saranno nei prossimi mesi. Lina, per il momento da Bassano del Grappa è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Banzato, Alessandro Costacurta, grazie all'ospite naturalmente. Seguiremo naturalmente la campagna elettorale di Bassano giorno dopo giorno. Allora, adesso torniamo a parlare di cronaca, perché dovrebbe essere pronto il nostro Filippo Fois, eccolo, lo vedo in diretta con un ospite, perché ci sono una serie di aggiornamenti sui casi di cronaca che hanno interessato Mestre e la zona di Marghera in questi ultimi giorni, e anche dei controlli interforze contro la piaga dello spaccio di droga, spaccio che spesso e volentieri è dietro proprio agli episodi violenti che si verificano. Filippo, a te buongiorno.
Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Prendiamo la linea da Piazza Mercato a Marghera, accanto a me c'è Rubens Gebbani di Marghera Oggi, alle mie spalle c'è la chiesa di Sant'Antonio. Noi siamo in Piazza Mercato, siamo proprio nel cuore di Marghera e, che piaccia o meno, anzi non piace per niente, noi abbiamo visto degli spacciatori che si aggiravano anche oggi che è giornata di mercato e quindi teoricamente dovrebbero essere, diciamo, un pochino più disincentivati a farsi vedere. E di mattina invece noi abbiamo visto che c'è ancora molto movimento. Il controllo di cui parlavi Lina è stato un controllo interforze che si è svolto tra Marghera e Mestre ieri dalle 13 alle 19. Sono stati impegnati agenti della Polizia di Stato, c'erano anche i carabinieri, c'era la polizia locale, c'era la Guardia di Finanza, c'era anche un elicottero che sorvolava sia Mestre che Marghera. In effetti molti ci hanno chiesto anche a noi cosa sta succedendo ieri pomeriggio, perché sentivano questo elicottero che si muoveva. Sono state identificate una settantina di persone, quasi tutte sono pregiudicate. Il posto in cui ci troviamo noi, il centro di Marghera, anche questa bella chiesa, io mi ricordo che avevamo fatto tappa qui per esempio quando era stato portato la reliquia del santo da Venezia per la prima volta a Padova. Purtroppo questo è un luogo di spaccio in cui fino a pochi istanti fa noi abbiamo visto delle persone che stavano consumando delle droghe. Chiaramente la telecamera li ha convinti ad andarsene. Gebbani, ma è veramente così seria la situazione qui a Marghera? È seria, serissima, è da emergenza. Ecco che ieri l'elicotterino ha fatto il suo giro, ma è dal 2020 che ne assistiamo, ci ricordiamo benissimo l'operazione San Michele a Mestre, che poi ha prodotto quel che ha prodotto e noi sotto questa spinta ce li siamo trovati praticamente in casa, anche favoriti, diciamo, da qualche buco nero voluto, perché come qua il Sacro Cuore è stato abbandonato ancora qualche anno fa, 4-5 anni fa. Lì c'era un cuore propulsivo di le persone del mondo dell'associazionismo, e non dimentichiamo, avevamo anche un gruppo di anziani che ha chiesto più volte, anche ultimamente, al sindaco di rientrare al centro di Marghera. Inascoltati anche questi, perché, come vado sempre sostenendo, il problema principale è quello che potrebbe salvare un po' la situazione. Sì, benissimo, vengano pure gli elicotteri, anche l'immagine deve avere la sua, per l'amor di Dio, così come le 3 macchine dei carabinieri o delle forze dell'ordine che erano qui soffermate qualche sera fa, ma un poco più in là si stavano facendo, o comunque dietro c'era lo spaccio e da quelle finestre stavano scendendo. Diciamo che qualche volta ce la siamo proprio cercata di avere questi, perché creare buchi neri da parte di un'amministrazione sinceramente anche no, ma qui succede tranquillamente, perché quello che c'è scritto davanti a quel municipio, che qualcuno transitando per salire dovrebbe leggere bene, c'è scritto partecipazione. Partecipazione vuol dire che i cittadini, perché la sicurezza cammina anche e soprattutto sulle gambe dei cittadini, oltre che su quelle delle forze dell'ordine. Diamo intanto due, perché se Marghera piange, purtroppo Mestre non ride, vediamo degli aggiornamenti su quelle che sono le indagini su 2 fatti di cronaca molto gravi che sono accaduti nei giorni scorsi, questa settimana, nell'entroterra veneziano. Il primo è l'accoltellamento al parco Aiez di Mestre. Siamo in zona cipressina, come sapete rimangono gravi le condizioni del giovane che è stato accoltellato. Si tratta di un giovane di origine russa, però diciamo che il cerchio degli inquirenti si sta già stringendo attorno a dei ragazzi di origine moldava. Dovrebbero essere 3, uno che è stato fermato era il proprietario dell'automobile con cui questo terzetto poi si è allontanato, è stato ascoltato dagli inquirenti, risulta indagato per ora come atto dovuto, però diciamo che si tratta di un'indagine che oramai si sta concentrando su una pista ben precisa, naturalmente anche in attesa che il ferito abbia modo di riprendersi e di raccontare la sua versione dei fatti, che al momento
non è stato ancora possibile ascoltare. Un altro fatto però che, se mi permettete, forse è addirittura più inquietante di questo, è quello che si è verificato in Via della Libertà. Via della Libertà è quella lunga via che collega Mestre a Venezia una volta terminato il Ponte della Libertà, passando di fianco alla Fincantieri. Proprio a quell'altezza mercoledì sera un autobus di linea che stava andando a Milano è stato affiancato da un'automobile dalla quale è stato fatto partire una biglia, una pallina di ferro che ha sfondato il finestrino del conducente, colpendolo sotto l'occhio, sotto lo zigomo sinistro. Qui è stato il sangue freddo di questo dipendente della CTV che ha evitato che capitasse il peggio, e mi permetto di dire anche la fortuna che ha voluto che la pallina non arrivasse proprio all'occhio, ma si fermasse un pochino più sotto. Da questo punto di vista tutta la zona è videosorvegliata, naturalmente sono anche le telecamere che servono per il traffico, e l'automobile dalla quale è partito il colpo sarebbe stata già identificata. In ogni caso tutte quelle immagini stanno passando in questo momento al setaccio delle forze dell'ordine. Gebani, io torno a Marghera in chiusura di collegamento, ma vale ancora la pena vivere qui? È una situazione recuperabile secondo lei? La situazione, come dicevo prima, sicuramente deve necessariamente recuperare, e non passa attraverso i programmi di una rigenerazione urbana non condivisa. Ribadisco, se la sicurezza, prima di tutto farei un appello anche ai concittadini: non giratevi dall'altra parte. Non giratevi dall'altra parte. La sicurezza cammina sulle gambe dei cittadini. In primis, attenzione, sono due cose diverse, quello che è il compito del cittadino, che è avvisare e informare, il resto spetta alle forze dell'ordine, però vediamole. E comunque ribadisco, deve esserci una ristrutturazione, rigenerazione urbana condivisa perché queste cose abbiano da finire, ed ecco che ribadisco ancora il concetto, la partecipazione. Non solamente dal punto di vista urbanistico, ma diciamo anche da quello sociale. Effettivamente c'è da ricostruire un tessuto che purtroppo ci dà l'impressione che sia abbastanza azzerato. Lina, io direi che per ora da Marghera è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Filippo di questo collegamento e di questi aggiornamenti. Noi andiamo velocemente in pubblicità, ci rivediamo per i saluti. Eccoci di nuovo in diretta, ultimissimi minuti di questa edizione di Focus TG, che sapete il sabato si conclude un pochino prima. Diamo alcuni aggiornamenti sul maltempo che si è abbattuto nelle scorse ore dalla montagna al mare, maltempo che sta dando una breve tregua, ma sappiamo che da lunedì sono previste nuove giornate di tempo instabile e di precipitazioni. Allora sul home page del Corriere delle Alpi leggiamo che sono caduti 70 centimetri di neve in montagna ed è stato annullato il primo supergigante del San Pellegrino. Nella notte sono caduti altri 30 centimetri di neve, troppi per consentire ai gatti di sistemare la pista per la Coppa del Mondo, con gli organizzatori che dicono ci concentriamo sulla gara di domani. Sappiamo che ci sono stati grandi disagi anche sulle strade e la situazione ancora non è del tutto tornata alla normalità, ma il tempo che si è abbattuto anche con mareggiate sul litorale veneziano, colpita in particolare la zona di Jesolo dove si sta facendo la conta dei danni. Raffiche di vento di scirocco e pioggia battente si sono abbattuti ancora una volta sul litorale veneziano provocando danni. La zona est di Jesolo è sotto stretta osservazione. Una situazione, ahimè, consolidata che si ripete periodicamente tutti gli anni in varie parti della stagione. Ormai non più neanche così concentrati in momenti precisi, ma basta un po' di vento di scirocco che in particolare la zona della Pineta, quella più colpita dal problema dell'erosione, subisce un grave asporto di sabbia dovuto appunto alle mareggiate causate soprattutto dai venti di scirocco. La perturbazione, infatti, come ha spiegato il presidente di Federconsorzi Jesolo Facco, sta incidendo nella zona della Pineta per circa 2 chilometri, ma non è ancora possibile stabilire l'entità del danno provocato dalla mareggiata.
Al momento però si presume possano essere stati asportati non più di 5.000 metri cubi di sabbia. Non è tanto il danno in sé misurato, è il ripetersi di queste situazioni, 5.000 metri cubi una volta, altri 10 un'altra, l'apporto dei fiumi è sempre più scarso, il risultato è che la spiaggia è sempre più corta. Abbiamo deliberato nell'ultima giunta l'ennesimo intervento di ripascimento manutentivo da parte dell'amministrazione comunale per un ammontare di oltre 500.000 euro, proprio 567.000 euro per uno spostamento di sabbie più che un ripascimento vero e proprio tra sabbie derivanti dalla zona centrale e sabbie che riusciamo a recuperare grazie a qualche cantiere. Le prossime ore saranno determinanti per un bilancio dei danni. Per questa edizione di Focus TG ci fermiamo qui, grazie a Renato Capoglia e Mattia Pizzaia in regia, grazie a voi come sempre che ci avete seguito, l'appuntamento ai telegiornali di questa sera, intanto vi auguro un buon pomeriggio, arrivederci.